Con 24 coltellate un 19enne uccide il padre a Collegno, una lite nata per difendere la madre. 10 giorni fa un altro parricidio a Torino. 12 ore di lavoro senza pause per 3 euro all'ora nelle vigne del Monferrato. 3 arresti a Canelli con l'accusa di sfruttamento nei confronti di 37 braccianti africani. 1° maggio, festa del lavoro senza manifestazioni di piazza, con sempre più disoccupati e la cassa integrazione in ritardo. Scioperano corrieri e rider. Lunedì le misure anti-Covid si allenteranno, ma non si escludono marce indietro, anche perché il Piemonte continua ad avere l'aumento percentuale maggiore dei contagi. A Cuneo c'è il primo Covid Hotel del Piemonte, una soluzione che andrebbe replicata. Trascorrono qui la quarantena persone positive al Covid e senza sintomi a casa, contagerebbero i familiari.